ben ritrovati, buon Natale a tutti, buone festività. La Via dei Presepi ritorna a Riese Pio X. Siamo in compagnia di Gianluca, che è un rappresentante del gruppo degli amici del Presepe di Riese. Gianluca, una faticaccia anche quest'anno, siamo riusciti ad aprire il presepio. Cosa ci puoi raccontare? Ci sono novità, poi ne diremo qualcuna di grossa, ma per adesso qua dentro qual è la novità? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. Siamo all'interno del presepio di Riese Pio X, in particolare alle mie spalle potete vedere una parte nuova che abbiamo realizzato quest'anno che rappresenta Pio X e la sua salita al Monte Grappa per la benedizione della Madonnina che doveva proteggere tutta la pianura padana. Quest'anno sì, è stato un anno impegnativo che ci ha visto fare uno sforzo supplementare rispetto agli anni scorsi. Un presepe, prima di raccontarci la sorpresa, un presepe il vostro che ha la curiosità di avere il ciclo notte e giorno, ma la sorpresa più grande è che quest'anno vi siete letteralmente sdoppiati. Sì, quest'anno abbiamo raccolto una sfida che ci era stata lanciata dal parroco del Duomo di Castelfranco Veneto e abbiamo realizzato anche all'interno di questa chiesa un altro presepe con il filo conduttore Pio X, che è la figura che è presente sia in questo di Riese che in quello di Castelfranco Veneto. Gianluca, Natale ormai è passato, ci dicevano i tuoi colleghi poco fa, l'affluenza è stata grande, però voi volete ancora superarvi. Quali sono gli orari da qui alla Befana? Allora, da qui all'Epifania abbiamo nei giorni feriali siamo aperti dalle 14:30 alle 18, nei giorni festivi dalle 9:30 alle 12 e poi dalle 14:30 alle 19. Vi ricordiamo che siamo aperti comunque fino a fine gennaio, tutte le domeniche. Perfetto, quindi raccogliamo l'invito di Gianluca e dei suoi collaboratori che sono dietro le quinte e che ci stanno seguendo. Venite qui al presepio di Riese Pio X, noi vi facciamo gli auguri per un buon fine e un miglior inizio. Noi ci vediamo alla prossima puntata e buon Natale, buone feste. We'll take a cup of kindness yet for all.